Da quando il New York Times ha recentemente sostenuto la tesi della fine del dinner party, perché la gente non ha più tempo, voglia, soldi e buone maniere, i ricevimenti hanno subito una radicale trasformazione. Basta lunghe maratone, col risultato di trovarsi bloccati tra noiosi commensali. Via libera ai finger food e al libero movimento, con la possibilità di scegliere con chi fare conversazione. Ormai non si mangia perché si ha fame, ma si mangia per giocare, io dico, quindi è bello scoprire e apprezzare quello che si trova. Quindi i vasetti, c'è tutto un gioco dietro, perché ormai, come dicevo, non si mangia perché si ha fame, ma si gioca. Il cibo ormai è diventato un gioco d'alta qualità, d'alto livello, ma un gioco. E non è un caso che una volta all'anno a Firenze si riuniscono i migliori catering del bel paese per gareggiare sulle nuove tendenze del ricevere durante King of Catering. Il mondo del catering, lo dice la parola stessa, da to cater, cioè di prendersi cura di, è un insieme di servizi, attenzione, cure e dettagli che hanno come finalità trasmettere quella sensazione, quel benessere all'ospite nell'evento in cui si trova. Se possiamo fare un paragone, come la musica nella pubblicità è circa il 50% del successo di uno spot, in un evento qualsiasi esso sia, la qualità dell'accoglienza, il servizio, la tipologia delle persone che ti accolgono e la qualità del cibo, dei prodotti e tutto è fondamentale per la riuscita di un evento. Sì, perché sono i dettagli a fare la differenza, magari in sintonia con le stagioni. Abbiamo cercato di riproporre la primavera, tavolo di ferro, grande, quadrato, dove cerchiamo di riproporre tra la natura che si sveglia, che dà qualcosa di nuovo, cercando di dare un pochino di bello e un pochino di colore. Sta tornando a mio avviso dalle richieste un color pastello, quindi i verdi, stanno tornando dei rosa, dei salmoni, sicuramente, oppure i colori scuri come il marrone. Ecco, queste sono le tendenze, e il Tiffany che è un colore un po' di moda, ma a cui do un anno di vita, insomma, perché è un colore molto deciso, importante. Messaggio proprio sartoriale che si dà con questo bottone, per cui tutto quello che viene comunque proposto deve avere un senso logico con quello che è il tema. Ad esempio i portacandele sono in plexiglass trasparenti, come le sedie, quindi è sempre un prodotto di tendenza. Oltre all'allestimento, anche la scelta del vino gioca la sua parte. È importante la selezione in direzione della qualità. Per quanto riguarda la qualità del vino, noi siamo fortunati perché siamo in Italia, quindi abbiamo la terra del vino, Enotria si chiamava l'Italia, quindi possiamo scegliere una varietà immensa di vini, e penso che è necessario anche per i catering avere più cultura in questa direzione, quindi fare i corsi per i catering, quindi avere personale che sia, diciamo, preparato anche per quanto riguarda i vini è una cosa sempre più importante, perché il cliente si evolve, il cliente ha una cultura maggiore, quindi il cliente sa riconoscere anche la qualità dei vini, non solamente quella del cibo a tavola. In abbinamento con il finger food abbiamo portato un vino che si chiama Vermentino di Maremma, anzi si chiama Litorale ed è un Vermentino di Maremma, vino bianco, fruttato, molto piacevole, molto facile da bere. Per la sera per sé invece rimaniamo in zona con la riserva di Morellino di Scansano, che nasce appunto in Maremma, dove nasce anche il Vermentino, chiaramente un vino rosso, Morellino di Scansano riserva, e in abbinamento un'altra riserva che è il Villa Cerna. Villa Cerna è un Chianti classico riserva della zona Castellina in Chianti. C'è chi rifiuta categoricamente qualsiasi invito che preveda il placé, c'è chi invece si lascia convincere dal menù che prevede magari qualche pietanza regionale. Sembra proprio che per il catering non ci sia una legge sovrana, ma vige la regola del paese che vai, usanza che trovi. È tornato molto di moda il seduto, cose che una volta erano tutti buffet, adesso è tornato molto di moda il seduto con un aperitivo importante.
con vari angoli, noi lavoriamo con vari angoli, con varie isole dove la gente può cercare in quel momento quello che desidera quando alla fine, dal formaggio al prosciutto tagliato a vista, al crudo se uno preferisce il crudo o il pesce, quello che uno preferisce. Si fanno tanti angoli e poi si fa un seduto. Quest'anno, in verità già dall'anno scorso anno, la tendenza è quella a un mix. Prima c'è stato il ripudio quasi totale della cena placé, adesso si sta tornando ad avere le 2 o 3 portate al tavolo, con comunque una serie di aperitivi ricchi che ci permettono di spaziare, insomma, con vari prodotti. Questo è un po' per cui c'è un po' il ritorno al placé. Da noi è un po' difficile questo stile, perché da noi c'è ancora molta tradizione, quindi queste cose nei bicchierini, nei ciottoline, viene vista un po' non di buon occhio. Piace ancora un po' il vecchio catering, la vecchia tradizione anche lì, però piano piano anche in Friuli, regione del nord, riusciamo a introdurre questa nuova proposta del finger o di quello che è appunto questo gioco del cibo. Da noi in Sicilia è un po' diverso l'organizzazione, perché noi in Sicilia la tempistica a livello di cena a tavola è una durata circa di un'ora. La gente ama molto fare le fasi iniziali, i buffet di antipasto, i buffet di dolce, ma la seduta a tavola stanno pochissimo, sono al massimo 60 minuti, non di più. Tante volte ci viene chiesto e ci viene imposto la tempistica della cena a tavola. Ecco, ci rendiamo conto che la gente sono abbastanza stressato e non hanno più l'entusiasmo di stare molto seduto. Quando tu metti una persona seduta a tavola, lascia 3-4 ore, è una tortura che purtroppo non funziona più. Oggi materialmente la vita va più che altro attraverso un'emozione del cibo, ma non le grosse quantità. Ripeto, meno sto seduto, più mi diverto, più per me è piacere andare in un catering. Indubbiamente abbiamo un paese fantastico, l'Italia, che ha 1000 piazze, 1000 situazioni, 1000 ambiti peculiari nei quali, se riusciamo a creare eventi come questi, dove un catering deve effettivamente portare tutta la sua conoscenza, il suo know-how per interpretare quella piazza, quel luogo e farne diventare un evento. Ecco, il mondo del catering è sicuramente una delle grandi espressioni della creatività e della flessibilità italiana, e il saper portare un abbinamento di grande sapienza culinaria in un ambiente storico, in un ambiente turistico come può offrire l'Italia è sicuramente un esempio di qualità e di capacità dell'italiano di interpretare al meglio le situazioni.